Localizzazione, sistema, organizzazione. Sono valori fondamentali per chi si occupa di un territorio. Localizzazione intesa come accessibilità, correlata ai servizi generali e di trasporto. Sistema, legata alla capacità di combinare i fattori per mettere insieme persone e opportunità. Organizzazione, senza cui nessun obiettivo si può raggiungere. Il cardine dell'organizzazione è poi la capacità di dare continuità alle azioni programmate. Ma come un territorio può essere attrattivo e sviluppare le proprie potenzialità? In alto a destra potete leggere alcune di queste priorità. Poche tasse e una ridotta pressione fiscale, la facilità di ottenere prestiti bancari, la stabilità politica e i tempi della giustizia, in particolare civile, poca burocrazia e quindi molta semplificazione, applicando di più l'autocertificazione, più innovazione e in particolare riuscire a fornire nel territorio l'utilizzo di internet gratuito, velocità nel rilasciare le autorizzazioni per iniziare ogni attività, avere infrastrutture adeguate, in particolare di trasporto e per i servizi. Tali considerazioni valgono in generale per un territorio che vuole essere attrattivo e anche quando vogliamo sviluppare turisticamente un luogo. Nella parte inferiore della diapositiva vedete alcuni elementi di criticità nel turismo. Mi accingo solo a citare alcuni aspetti di queste criticità indicati nel grafico con gli asterischi. Per esempio, la necessità di maggiori investimenti anche pubblici, una incisiva priorità per le infrastrutture in generale e per i trasporti in particolare, sviluppare più competenze e un'adeguata formazione, pianificare la comunicazione insieme allo sviluppo delle reti commerciali del prodotto turistico anche attraverso internet. Fra le priorità anche un efficace sistema organizzativo del turismo, quella che citiamo come governance a livello nazionale, regionale e comunale. In basso, a sinistra, il grafico precisa che un albergo o un luogo turistico, se viene progettato con una determinata qualità, quel livello diminuisce negli anni e non risponde più alle esigenze dei potenziali clienti. Ogni 6-8 anni, ma questo tempo tende sempre più a diminuire, si deve attuare una riqualificazione dell'offerta all'interno delle strutture turistico-ricettive, ristorative e dei servizi. Questo vale anche per un territorio, con la messa a punto di un rinnovato piano di sviluppo turistico. Come avrete notato, alcune diapositive includono la citazione di libri e documenti, riportati con la loro copertina, per essere un riferimento negli adeguati approfondimenti. Vi consiglio in questo quadro anche il mio libro Appunti di viaggio fra territorio, cultura e turismo. Come già citato, nel sito internet www.claudioricci.info troverete libri e documenti in formato PDF. La pianificazione turistica del territorio necessita di un'organizzazione del sistema a partire dal livello nazionale. Nel 1993, ricordo bene quel periodo, il Ministero del Turismo in Italia fu abolito con un referendum.
Nell'ultimo periodo la delega al turismo è stata spesso spostata in ministeri differenti. È quindi opportuno che il turismo abbia un ministero autonomo o venga collocato in un ministero specifico per una incisiva e continua organizzazione. Un ministero del turismo forte e dotato di adeguate risorse è fondamentale per attuare e verificare i risultati dei piani di sviluppo turistici che a livello nazionale vengono pianificati. Raccordare fra loro in modo più strategico i sistemi locali a partire dalle regioni che, seppur si muovono in autonomia legislativa, devono essere raccordate per promuovere il turismo in un ambito geopolitico internazionale. Il Ministero del Turismo deve avere un'ampia continuità nell'azione legislativa e nelle scelte fiscali. Vorrei in questa sede ricordare come in Italia l'IVA, imposta sul valore aggiunto sul turismo, è più alta della media dei paesi nostri competitori. Il Ministero dovrebbe molto ampliare le reti vendita, quindi di commercializzazione del prodotto turistico, raccordandosi meglio con l'ENIT, Agenzia Nazionale Turismo, e con una maggiore propensione alla vendita internet attraverso il portale www.italia.it. In ultimo, una formazione non solo per chi lavora nel turismo, ma anche per i residenti nel luogo d'ospitalità. In questa immagine sono sintetizzati i temi dei sistemi locali nella pianificazione turistica. Ogni luogo deve elaborare un piano di sviluppo turistico comunale, con un raccordo fra le componenti del turismo. Tale strumento, da approvare in Consiglio Comunale, deve prevedere i misuratori per valutare l'efficacia delle azioni attuate. I piani turistici comunali devono includere i pacchetti turistici, che sono i veri prodotti, da collegare ai piani di sviluppo regionali e ministeriali nel piano turistico nazionale. I prodotti turistici, e desidero sottolinearlo, devono nascere a livello locale e nei comuni, curando qualità e autenticità, per poi includerli in ambito regionale e nazionale. Per vendere, anche nel turismo, bisogna strutturare i diversi pacchetti turistici in un catalogo dei propri prodotti. Nella diapositiva noterete l'importanza che viene data alla formazione diffusa per tutti, non solo per gli operatori, ma anche per i residenti in quel territorio, affinché l'ospite senta l'atmosfera dell'accoglienza. Le risorse per attuare i piani turistici comunali sono miste e discendono dal pubblico, dalle componenti private e anche dai volontari delle associazioni. In Italia i comuni possono anche applicare la tassa di soggiorno. Personalmente ho avuto sempre delle perplessità su tale leva fiscale, anche perché spesso non è armonizzata a livello nazionale, quindi un tour operator in comuni differenti trova tasse di soggiorno diverse con una chiara difficoltà organizzativa. Comunque, se la tassa di soggiorno viene applicata, è importante trasformarla in una tassa di scopo. Significa che tutto ciò che un comune ottiene con la tassa di soggiorno
e che paga il turista quando acquista una camera, deve essere destinato a finanziare il piano turistico comunale. Sono anche importanti le linee guida da attuare su scala comunale per coordinare le attività che vorrei chiamare molecolari, diciamo singolari, delle preziose associazioni che operano in un territorio. Alcune di queste, come le Proloco, possono avere un ruolo di grande importanza per l'accoglienza turistica. A livello locale e comunale possono avere un ruolo significante anche le reti nazionali che riconoscono il valore dei luoghi per la loro valenza culturale ed ambientale. Nella diapositiva, solo come esempi, sono citate le reti nazionali afferenti ai gioielli d'Italia, ai borghi più belli d'Italia e alle bandiere arancioni del Touring Club italiano. Spesso si riflette sull'impostazione più corretta per valorizzare il turismo in un territorio con armonia e tutelando identità e atmosfera. Ritengo che solo un luogo ben organizzato e dotato di adeguati servizi per i residenti possa considerarsi un territorio accogliente anche per i turisti. Non esistono due città, voglio ribadirlo, non esistono due città, quella dei residenti e quella dei turisti. La città è soltanto una e deve essere pianificata tenendo conto delle due esigenze che bisogna armonizzare. Di conseguenza è che i piani turistici comunali devono essere inclusi e pensati insieme ai piani urbanistici dei comuni che nascono, come noto, per rispondere alle esigenze dei residenti e per la tutela del paesaggio. Nella pianificazione è opportuno, a mio avviso, modificare i territori per rispondere alle esigenze degli abitanti, senza i quali non esiste la vita e non esiste l'anima del paesaggio. Ogni modifica deve però essere come un atto sacro che non altera l'armonia di quel territorio. Per questo in ogni comune, nel piano urbanistico, parte strutturale, quella che sovrintende alla tutela dell'ambiente, bisogna definire le linee guida di restauro del paesaggio per indicare le tipologie edilizie più compatibili, i materiali più opportuni da utilizzare, il progetto delle zone verdi per compensare il declino della qualità edilizia e dare un contributo per la stabilità e manutenzione dei territori. Nella diapositiva è riportato l'esempio di un nuovo parcheggio che, se interrato con restauro ambientale e nuove quinte di verde nella parte superiore esterna, può essere compatibile con il paesaggio. Inoltre si ricorda ancora l'importanza della tassa di soggiorno affinché sia trasformata in una tassa di scopo ove tutto il ricavato, sottolineo, tutto il ricavato venga destinato dal Comune solo per finanziare le opere previste dal piano di sviluppo turistico.